Lui non ci sta a chiudere, per usare una sua espressione, la partita Olimpiadi in questo modo. Luca Zaia, presidente del Veneto, lancia un appello perché il tridente originario Torino-Milano-Cortina possa ancora candidarsi insieme ai Giochi del 2026. Io sono un inguaribile ottimista, penso che la soluzione del tridente sia ancora oggi la migliore. Invito tutti a ripensarci, anche perché abbiamo chiuso un bel dossier e ovviamente a livello internazionale hanno già riconosciuto la possibilità di far firmare i 3 sindaci, cosa unica. L'ipotesi tandem Milano-Cortina senza l'appoggio del governo significa reperire 600 milioni di euro. Sono tanti soldi, perché sono 600 milioni che devono trovare le eventuali 2 candidate, cioè Milano con Cortina. Ma dall'altro voglio anche ricordare che se non si fanno le Olimpiadi si perdono 980 milioni di euro, che sono esattamente i finanziamenti del CIO. Per cui direi che dobbiamo fare le Olimpiadi e poi invito ovviamente il CONI a sostenerci e anche il governo a rivedere questa posizione. Una situazione non facile anche per l'inevitabile risvolti politici, ma pare che i 5 Stelle non vadano tanto d'accordo con i 5 cerchi. La verità è che ci sarà un logo e ci sono i nomi delle 3 città. Per forza uno sarà davanti, gli altri 2 a seguire. Cortina si mette pure alla fine, pur di chiudere questa partita. Non esiste perdere 980 milioni di euro, perdere l'opportunità delle Olimpiadi, visibilità e anche credibilità internazionale per un battibecco sulla posizione del nome. Oggi c'è una riunione al CONI, che cosa succederà? La riunione sarà propedeutica a tutta la partita delle Olimpiadi. Voglio ricordarvi che a livello internazionale restano 4 candidature: il Canada con Calgary, Erzurum in Turchia, Stoccolma e poi l'Italia con le 3 città o le 2 città. E spero che a Torino ci ripensino, magari facciano una controproposta, dicano qualcosa e si chiuda questa partita del tridente, altrimenti abbiamo sempre la Falange Macedone. Ma cosa è successo in realtà? Perché è difficile poi da capire nel dettaglio. Ma guardi, i sindaci, i 3 sindaci erano chiamati a mandare una lettera conclusiva di accettazione. L'ha mandata a Cortina in maniera impeccabile per Cortina, per il Veneto, l'ha mandata a Sala confermando il suo impegno e dicendo tenete presente che Milano vorrebbe più visibilità, l'ha mandata al sindaco Appendino dicendo per noi non cambiano le condizioni della nostra delibera, e quindi vuol dire che le condizioni della loro delibera è correre da soli con i loro dossier, e quindi cade il tridente. 5 Stelle non hanno simpatia per le gare sportive. Ma guardi, questo è un tormentone. Se i 5 Stelle non hanno simpatia per le Olimpiadi, non debbono candidarsi. Perché Torino si è candidata per le Olimpiadi. Non è che funziona che se ci sono io sono Olimpiadi fatte bene senza ladri, se ci sono gli altri sono solo ladri che rubano. Voglio ricordare che a Torino, che amministrazione 5 Stelle, si è candidata alle Olimpiadi. Adesso sentir dire che le Olimpiadi sono uno spreco perché non ci sei più, lo trovo posso dire anche poco rispettoso nei confronti di tutti quelli che hanno lavorato, professionisti, volontari e tanti ragazzi che hanno lavorato i dossier.